Allora, iniziamo prima a parlare un attimo, accenniamo il discorso dei campi che sono stati fatti, questione della legalità, no? Poi rispondiamo anche ai messaggi che arrivano. Sì. Sì, noi effettivamente siamo alla fine dell'anno scolastico, il 9, se non vado errato, finiscono le lezioni e avevamo questo grande impegno di un rapporto con i giovani, con le scuole, con gli insegnanti, che concluderemo proprio dalle nostre parti, perché per esempio martedì prossimo, il 5, noi avremo un'importante iniziativa all'Istituto Euganeo di Este con decine e decine di giovani, con una fattiva collaborazione da parte del corpo insegnante nel analizzare il fenomeno mafioso, nel capirne è vero l'origine e anche l'attualità. Avremo presenti a Este Angelo Corbo. Angelo Corbo è il unico superstite della scorta di Capaci, del giudice Falcone, è vero, che verrà a raccontare ai ragazzi la sua esperienza e come ha vissuto il periodo successivo all'attentato che c'è stato. Ma avremo anche il giorno dopo, per esempio, nel Bene a Salvaterra di Badia Polesine, un incontro con i ragazzi di Badia e di Rovigo che verranno a visitare il bene confiscato. Tutto questo noi lo facciamo assieme all'Arci, lo facciamo assieme a Libera e siamo nella parte finale di un programma che ci ha visto presenti in decine di istituti, che ci ha visto coinvolgere oltre 4.000 ragazzi del nostro Veneto e che noi sommiamo per esempio a quei 600.000 ragazzi che con la nave della Libertà sono partiti da Civitavecchia verso la Sicilia. Per cui, come dire, io esprimo un giudizio anche di soddisfazione a conclusione della campagna che abbiamo sviluppato nel Paese di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, e contemporaneamente abbiamo predisposto il calendario per i campi della legalità. Innanzitutto, anche dalla riunione seminariale che abbiamo fatto ieri a Napoli, noi prendiamo atto per esempio che nei campi ci si va di più. Sono molti di più i campi per l'utilizzazione dei beni confiscati che vengono attivati da parte di Libera, da parte di Arci, di conseguenza da parte nostra. Perché in passato si diceva che erano pochi, che era bloccata la cosa. Questa è una buona notizia. È chiaro, come abbiamo detto ieri a Napoli, che esiste un forte dislivello fra i beni confiscati e i beni assegnati. È vero, perché solo un terzo dei beni vengono assegnati, e anche l'esperienza di ieri, me lo lasci dire, io ho avuto modo di toccare con mano cosa vuol dire la gestione sociale di un bene confiscato alla mafia, perché ieri ho visto 15 ragazze, vittime di tratta, vittime di prostituzione, vittime di angheria, che ci hanno preparato il pranzo a modo loro, perché vivono in quella masserizia, come loro la chiamano, è vero, di Afragola, vicinissima, una quindicina di chilometri da Napoli. Ma ho visto che oltre che ad associare nel lavoro della cooperativa queste ragazze, è vero, che trovano uno scopo diverso della loro vita, abbiamo visto anche che si sono assegnati un centinaio di orti sociali e ci sono circa 400 persone di Afragola che frequentano questi orti, che producono verdure in generale. Per cui, come dire, l'utilizzazione a scopi sociali dei beni confiscati rimane, è vero, il nostro punto di attacco. Ecco perché, per esempio, anche quest'anno, nei prossimi giorni, noi avremo decine di persone anziane che dalle nostre terre venete andranno per esempio nei campi della legalità al sud. Noi quest'anno andremo in Campania, andremo in Calabria,
ritorneremo in Sicilia come l'anno scorso dalle parti di Corleone, andremo in un campo in Puglia, è vero. Io stesso dovrò girare alcuni campi per andare a presentare l'esperienza veneta, per cui è un lavoro molto impegnativo, molto intenso, che sta nell'ambito di quello che è il progetto di contrasto alla mafia, di contrasto alla illegalità, ma per, come dire, vedere protagonisti i giovani, vedere protagonisti gli studenti, vedere protagoniste le donne e gli anziani che con questo grande spirito, con questo grande slancio vanno, è vero, a dedicare, che ne so, una settimana, 10 giorni del loro tempo, perché tutto questo lavoro è un lavoro, come dire, gratuito. Assolutamente, ecco, esatto, è quel famoso volontariato. Vediamo le slide che chiedo della regia, se magari lo mette in onda, che così un po' riassumono quanto sta dicendo e anche se consentono un po' di memorizzare alcuni aspetti. Per cui appunto vediamo che sono localizzati dove si trovano sostanzialmente. Devi passare alla slide successiva, a meno che non si veda. Sì, eccolo qua, quindi vediamo. L'elenco è preciso, è quello che le ho detto prima. Intanto io voglio mettere in luce un aspetto, che 5 sono i campi, per esempio, che noi faremo nel nostro Veneto, perché nei rapporti con la scuola noi siamo andati a parlare e abbiamo trovato decine di studenti che hanno detto: ah, allora se è così noi veniamo ai campi, noi vogliamo fare questa esperienza, che è un'esperienza che assolve a molti ruoli, a molti compiti, che dà molte risposte. Questa è la ragione per la quale, per esempio, con le scuole del Vicentino, con le scuole padovane, con le scuole del Veneziano, è vero, noi avremo dei giovani che andranno a Campolongo, nel bene confiscato a Maniero, è vero, e lì avremo proprio questo rapporto di scuola-lavoro con il coinvolgimento dei ragazzi, ma con il coinvolgimento anche degli insegnanti. Indubbiamente con Libera e con Narci noi facciamo tutto questo, come ne faremo 2 di campi per quanto riguarda, è vero, la realtà della provincia di Verona, questa di Erbè. E poi, come si può vedere, incominciando da sotto della slide, a Fragola, come le dicevo prima, vedrà la nostra presenza, a San Vito dei Normanni in Puglia, a Isola Capo Rizzuto, a Gioiosa Ionica, a Palermo, a Castel Volturno. Anche qui a Castel Volturno, per esempio, il coordinamento donne dello SPI, già l'anno scorso, ma anche quest'anno, posso dire senza grandi sforzi, perché le pensionate che hanno partecipato l'anno scorso ci hanno chiesto di poter partecipare, quindi portano si divertono altre ma no, si sentono coinvolti, si sentono che con la loro iniziativa rispondono a una esigenza, danno delle risposte positive, è vero, a delle persone. Ora, noi mettiamo in luce questo aspetto dell'utilizzo e con i campi questo facciamo. Come le dicevo prima, i campi quest'anno sono molti di più, questo ci fa piacere. L'Arci e Libera ha instaurato un rapporto con le cooperative, perché è fin troppo evidente che i campi non sono assegnati, come dire, a Libera, ad Arci, sono assegnati a delle cooperative, certo, perché infatti, a differenza di quello che abbiamo nel Veneto, perché noi per esempio nel Veneto abbiamo 400 beni confiscati, solo 130 di questi beni sono stati assegnati, per cui quando le dicevo prima che c'è un forte ritardo, anzi io l'ho messo in luce anche ieri, noi abbiamo avuto l'approvazione 1 anno e mezzo fa del nuovo codice contro la mafia, che aveva anche il compito di accelerare l'assegnazione dei beni. Io ieri ho denunciato che così non è. Non mi pare che siamo in queste condizioni, per cui la burocrazia anche da questo punto di vista, anche se riguarda la stessa Commissione Nazionale Antimafia, che secondo noi deve essere rivista, deve essere aggiornata, sveltita nelle sue procedure. Di conseguenza, come dire, è un lavoro molto impegnativo, sul quale noi
non intendiamo assolutamente desistere, è che noi vogliamo specificare l'importanza del nostro ruolo di anziani nel praticare questa linea, che è una linea di educazione, di coinvolgimento, di parlare del fenomeno, perché il fenomeno non è in regresso purtroppo. Però coinvolgendo i giovani, insomma, si riesce a far sistema. Questo è importante, coinvolgendo i giovani, perché quando io poi dopo ho delle riunioni di ritorno, certo, e sento l'entusiasmo, sento quello che hanno parlato, la soddisfazione, si provano veramente anche elementi di soddisfazione da parte nostra, che ci dedichiamo tanto del nostro tempo e del nostro lavoro. Grazie mille. Noi sono arrivati anche altri messaggi. Buongiorno, vi seguo sempre con grande interesse ogni venerdì. Ho 81 anni, mi sento una donna molto attiva e ho tantissimi interessi culturali. Le opportunità per noi anziani ci sono, basta cercarle. Vero che c'è poca informazione, quello che fate in televisione è molto utile. Grazie, Wanda da San Donà. È bella questa mail. Grazie, Wanda. Questo è un incentivo per continuare a lavorare da parte nostra nel sindacato e nelle associazioni del volontariato. Esatto, a livello territoriale. Grazie allora ai nostri voi telespettatori di averci seguito, di aver partecipato con i vostri messaggi, grazie ai nostri amici dello SPCGL per aggiornarci sulle tante iniziative e ovviamente commentare insieme. Torneremo insieme naturalmente con altre importanti novità. Buon proseguimento, noi ci vediamo come sempre domani. Grazie. Grazie a voi.